solo... No, in campo non c'è, stavo per dire Minotti, ma in campo non c'è. Nel frattempo Giuliani in avanti, c'è subito l'1-0 del Testaccio con Mirante. Ancora Starace, si appoggia su Mirante che pensa al tiro verso la porta. La risposta di Torri in calcio d'angolo. Il numero 3 la gioca in avanti verso Giuliani che riesce di sponda ad andare da Mirante subito di prima per Alaimo che entra in area, supera Torri, non può evitare il numero 16 del De Angelis, Tumolo che la palla varchi la linea della porta e 2-0 De Angelis, ha segnato Alaimo. Manni, ancora Starace, Mirante, il tiro ha provato a piazzarla di poco alta sopra la traversa, sicuramente positiva la prestazione finora del numero 19, un gol e un assist per lui. Pensa bene, Mirante, larga bene per Baronci, ancora il numero 3, cross sul secondo palo, arriva all'appuntamento Giuliani, fa 4-0 e trova il 21esimo gol in campionato, 4-0. C'è Starace, Simone Starace, vede Manni che si è sganciato, lo serve, si appoggia all'indietro per Mirante, un cross dentro per Alessio Starace che ancora una volta non riesce a trovare lo specchio. Buono comunque il cross di Mirante, superato anche il quarto d'ora di gioco, a ricevere Manni che va verso Mancinelli, servito Mirante, forse pensa al tiro e così lo esplode lontano dal bersaglio grosso. Fischia l'arbitro, va Alessio Starace a cambiare gioco sul numero 9 Neri. Mirante pensa al tiro sul secondo palo, viene fermato dalla retroguardia del De Angelis, ma ci prova sempre dalla distanza il numero 19 che vuole trovare la doppietta. Mancinelli proprio per Manni, Mirante pensa al tiro e questa volta trova il gol del 7-1, l'ha cercato con insistenza Mirante e la doppietta del numero 19, 7-1 per il Testaccio. E arriva Starace che sbaglia, però il suggerimento, ultimo uomo del Testaccio in questi ultimi minuti è Mirante che si diverte così a cambiare gioco verso Alaimo, quasi con il goniometro, il numero 19.